Da Santa Margherita a Piazzale Roma, migliaia di persone attraversano campi, percorrono fondamenta, affrontano pazientemente gli incolonnamenti nelle calli più strette per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza e contro la guerra e il blocco delle imbarcazioni che portavano aiuti umanitari sulla striscia. Ed è un corteo che cresce lungo il cammino. La prima stima di 2000 partecipanti viene continuamente aggiornata al rialzo. All'arrivo del corteo a Piazzale Roma, dove è accolto con uno striscione srotolato dal tetto del garage comunale, la cifra ufficiale è già salita a 5.000. Quando poi con una scelta senza precedenti il corteo si incammina lungo la rampa che lo porta ad attraversare il Ponte della Libertà per incontrare i manifestanti che arrivano da Mestre, si parla di 6.000 persone. Il colpo d'occhio è impressionante. Forse bisogna andare con la memoria alle lotte operaie degli anni 60, ma io non ero ancora nato, sicuramente da quando io faccio piazze e ormai di anni ne ho quasi 50, una cosa del genere non si era mai vista. Sopra il ponte i due cortei si fondono in un unico blocco che supera le 25.000 persone. Venezia, Mestre, Porto Marghera sanno che del mondo bisogna avere cura. Quando il mondo è in pace si cresce tutti meglio, funziona meglio il lavoro, l'economia, le relazioni, i commerci. Attraverso l'economia da guerra a rimetterci sono i lavoratori, i salari, e questi sono i giovani che oggi sono venuti qua e sono tanti, sono tantissimi, meritano un futuro migliore, lo meritano. Una città dai due lati del ponte che sta insieme e sono, guardatelo, famiglie, ragazzi, anziani, gente comune. Questa è la cosa importante. Non siamo militanti soltanto, c'è tanta gente comune. Non tutti sono d'accordo però, anzi secondo il senatore mestrino Raffaele Speranzon bloccare per ora il Ponte della Libertà è indecente e dimostra una volta di più che i centri sociali non sono spazi di confronto democratico ma di indottrinamento ideologico che avvelenano le coscienze dei giovani con l'odio e li trasformano in violenti intolleranti. Che a Venezia, o più in generale in Italia, non tutti la pensino come loro, lo sanno anche le decine di migliaia di persone che oggi da Venezia e Mestre si sono incontrate sul Ponte della Libertà. Non spero niente da parte del governo, credo che i popoli in questo momento stiano facendo la loro parte, stiano facendo il più grande lavoro che un popolo possa fare, cioè unirsi, scendere nelle piazze, far sentire la propria voce e ribellarsi agli stati autoritari, agli stati genocidi.